sono 20 anni, dico 20 anni che facciamo la sagra dello Stoccata. Abbiamo cominciato col bagnon, che il primo bagnon è stato offerto dall'amministrazione Agostino gratuito, eravamo 240 persone. Poi la seconda che abbiamo fatto noi per Mordina abbiamo cominciato, eravamo 140 e di lì abbiamo fatto 3 sagre dei ripieni, poi siamo venuti tutto giù con lo stoccafisso, arriviamo adesso che sono 19 anni che facciamo le sagre. Un sostegno al comitato? Senz'altro, facciamo facciamo per quello perché sono soldi che vanno a finire bene. Il sostegno economico va bene, servono i soldi perché dobbiamo fare tante cose, però conta anche la solidarietà, il pensiero, l'esserci, il parlarne e raccogliere, adunare tutte queste persone. È stata un'avventura legata soprattutto da grande buona volontà di tutti i volontari, tutti insieme, perché poi alla fine ci siamo tutti rimboccati le maniche. Alcuni sono qua che lavorano da stamattina alle 8, ma alcuni sono già alcuni giorni che hanno già preparato. La pietra miliare è qui Bruno Palazzi, che è l'organizzatore di tutto quello che può riguardare la preparazione tavoli e quant'altro. Il bello di queste cose è che chiaramente nascono spontaneamente. È un aspetto del volontariato, del si può dare di più, quello è chiaramente un aspetto che tutti dobbiamo dare, e credo che questo faccia parte dei compiti che le società come le nostre devono avere. Non solo un'attività così di volontariato personale, ma rimboccarsi le maniche in buona volontà.